Allora, prima di cominciare, so che ve lo state chiedendo e no, non sono il cosplay di Gesù Cristo. E sono un po' emozionato di essere qua, tant'è che è tutto il giorno che sto rimbambito. Infatti oggi mi stavo a fumare una sigaretta in cucina col balcone aperto e stava entrando una vespa. E io non è che ho detto, che ne so, chiudo il balcone, vado in un'altra stanza, tiro una ciabattata alla vespa. No, io stavo talmente tanto rincoglionito che la mia mossa per scacciarla è stata guardarla e dirgli: ma dove cazzo vai? Oh, la vespa se n'è andata, poi è tornata con un amico che mi ha detto: ma che cazzo hai detto prima? Ma che va una pungicata? L'amico della vespa era Cicalone, ovviamente. Chi non ride è peruviano. Allora, quest'anno ho deciso che voglio stare veramente in forma perché quest'estate ho avuto una brutta esperienza. Allora, io d'estate non vado in vacanza perché sono povero, vado solo al paese d'origine dei miei, che è San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento. Questo silenzio è quello che si sente là, perché non c'è sta un cazzo da fare, 9.000 abitanti, non c'è sta manco una libreria. Però io sono contento perché almeno là rincontro la mia famiglia, tipo mio cugino che quest'estate mentre stavamo a parlare, a una certa mi dice: ma Paola Econo è lesbica? Così, d'amblè. Ho detto: no, non mi pare che c'è un compagno. E lui mi fa: sì, no, infatti non può essere lesbica, perché si trucca. Cioè, la conversazione doveva finire là, solo che io sono stato stronzo, gli ho chiesto: cosa ne pensi di Imanche Leaf? E lui mi ha detto: non lo doveva fare l'11 settembre. E come se l'aveste fatto. Comunque no, io sono contento quando vado alla casa in campagna là perché mi leggo 2000 libri, 2000 fumetti, mi rilasso. Quest'anno non è potuto succedere perché dopo un giorno che stavo lì vado al bagno e sento che mi brucia mentre stavo a fare pipì. Pensavo fosse la classica cistite, faccio 6 giorni d'antibiotico, i sintomi non passano, torno a Roma, i sintomi peggiorano, febbre alta, un testicolo mi si era gonfiato, era diventato rosso, tant'è che l'avevo chiamato Gabibbo. A una certa vedo presenza di sangue e là mi sono pure un po' emozionato perché ho detto: ma come io dico ai miei che sono diventato una signorina? E allora decido di andare al pronto soccorso. All'accettazione mi chiedono i sintomi e gli dico: c'ho questo e bruciore durante la minzione. E ho detto: minzione per 2 motivi. Il primo è che sono andato a Tor Vergata, ho pensato: famo io provare un brivido a sti poveri dottori. Cioè, che di solito sono abituati ai coatti di Torbella Monaca, no? Che le uniche parole che conoscono di italiano sono zaccagnata un petto, no? Allora, per chi non conoscesse Torbella Monaca, è un quartiere pericoloso di Roma, come che ne so, a Milano Rogoreto e a Napoli, Napoli. Il secondo motivo per cui ho detto minzione è che ho pensato: mo me dovrò calare i pantaloni. Come faccio a far sì che mi possa calare i pantaloni quando sto con una ragazza? Faccio quello acculturato. Tipo, lo sai perché l'IVA si chiama così Indian Pale Ale? Perché i britannici, quando andavano in India, che era una colonia, si portavano la birra. Ma siccome il viaggio era lungo, ci aggiungevano il luppolo per farla durare. E di solito la risposta è: ma perché cazzo mi sta di questo? Mo che c'entra? T'ho appena detto che mio padre è morto. Ma se ci aveste messo il luppolo avreste potuto seppellirlo. Comunque, tattica minzione funziona, regà, perché io sto sul lettino d'ospedale senza pantaloni, arriva la dottoressa e mi fa: adesso ti metto un dito in culo. E io te sputo in bocca. No, signor De Cicco, dobbiamo fare l'esame della prostata. Ah, mi scusi, vecchie abitudini. Allora, mo stiamo nel 2025, io sono maschi, ci stanno dei maschi, non ci scandalizziamo più che l'esame della prostata si faccia mettendo un dito in culo. Anzi, come atto sessuale è pure piacevole. Tu, per esempio, hai mai provato il dito in culo? No? Che frocio. Allora, atto sessuale piacevole, esame della prostata un po' meno, perché si mettono là a scavare, a ravanare e cercano, che io ho pensato: se avessero cercato così Emanuela Orlandi l'avrebbero trovata.
Mentre la dottoressa cercava, faceva le conta di tutte le cose che trovava, fa tipo intestino, tutto a posto. Emanuela Orlandi. No, è un soldatino. Prostata, tutto ok, poi fa presenza di feci. 92, ottima annata. Comunque, esame della prostata, tutto a posto, mi mandano a fare l'ecografia al testicolo. La dottoressa mi visita, dice non c'è niente di grave, però vado a sentire una collega per avere un secondo parere. Mo regà, io ho visto abbastanza film porno da sapere che se stai senza pantaloni sul lettino d'ospedale e una dottoressa ne chiama un'altra, succede una cosa a tre. Cioè, infatti io stavo là che mi volevo godere il momento, no? Con le mani dietro la testa, con gli occhi chiusi, ho detto, questo momento non lo devo vedere, lo devo sentire. Invece l'altra dottoressa arriva, mi visita, fa no, tutto a posto, Pia se ne va e non succede niente. E lo sapete perché? Perché in Italia la sanità pubblica è una merda. E poi, vabbè, mi fanno fare l'esame delle urine perché ho un'infezione alle vie urinarie e cercavano o clamidia o gonorrea. Risultato dell'esame è non idoneo. Cioè, io non so che cosa ho contratto, però ho deciso che ho avuto la gonorrea. Per un motivo, perché clamidia... Cioè, c'è un nome un po'... Cioè, non sembra il nome di una malattia, sembra il nome di una ragazza di Roma Nord, no? Se tu lo dici veloce non te ne accorgi, no? Flaminia, Lavinia, Clamidia, Ottavia... E invece gonorrea è un nome bello strong, hard, no? E io mi sono immaginato pure magari, che ne so, sto per strada, de notte, strada buia, non c'è sta nessuno, mi si avvicina uno con coltello e mi fa dammi tutto quello che c'hai. Guarda, c'ho solo la gonorrea. E quindi questo pezzo non c'ha una morale, io rifarei tutto, mi sono divertito e poi la gonorrea è l'unico motivo per cui sto qua stasera. Grazie!